Lo ha lasciato sull'asfalto dopo averlo travolto e ucciso. Ora ha un nome e un volto, il camionista indagato per l'investimento mortale dell'ex campione di ciclismo Davide Rebellin, travolto mentre si allenava in bici lungo la regionale 11 a Montebello Vicentino, individuato grazie anche alle telecamere di videosorveglianza vicine ad un esercizio pubblico dove mercoledì si è consumato il tragico incidente, l'urto causato da un auto articolato con targa tedesca. Fondamentali le testimonianze raccolte dai carabinieri sul posto. Alcune persone hanno riferito di aver visto l'autista scendere dal mezzo per poi avvicinarsi alla vittima e risalire sul camion per fare rientro in Germania. Alcuni testimoni lo hanno anche fotografato. Nelle immediatezze del fatto è stato attivato uno strutturato e capillare sistema di ricerche, sia sul campo, attraverso il coordinamento delle centrali operative e i carabinieri nel territorio in sinergia con le altre forze di polizia, sia all'estero, una volta acclarata l'origine del sospettato, mediante i canali Interpol e di cooperazione internazionale. Si è anche appreso che il camionista, nei confronti del quale si procede per i reati di omicidio stradale e fuga del conducente in caso di omicidio stradale, avesse patteggiato una pena davanti al Tribunale di Foggia nel 2001 per violazione dell'obbligo di fermarsi in caso di incidente con danno alle persone, pena dichiarata estinta per decorso del tempo. Non solo, nel 2014 gli era stata ritirata la patente a Chieti per guida in stato di ebbrezza. La procura ha disposto l'autopsia sul corpo di Davide Rebellin, in corso gli approfondimenti per la ricostruzione dell'esatta dinamica che ha portato alla morte del campione di ciclismo, i cui funerali che la famiglia stava già organizzando a Lonigo si svolgeranno a data da destinarsi.